Lasceranno le ex scuole Marconi agli inizi di maggio, come prestabilito. I 17 profughi arrivati da Lampedusa, attualmente ospitati nel dormitorio comunale di Santa Maria del Sile. Come stabilito nel corso del vertice in prefettura, a 14 di loro darà ospitalità un'industria che ha messo a disposizione i suoi appartamenti di Roncade. Noi abbiamo dato la disponibilità al momento a 4 appartamenti, adesso la composizione degli appartamenti e la dimensione degli appartamenti dovrà essere individuata, ma ragionevolmente oltre una decina di persone, tra i 10 e i 15 persone. Il tempo al momento non è definito, si profila una tempistica abbastanza breve, ma l'esperienza ci insegna, come già accaduto in precedenza, che poi rispetto ai tempi attesi normalmente qualche allungamento si realizza. Per gli altri 3 la soluzione è arrivata dalla cooperativa che già si è adoperata per il primo gruppo di migranti. Una casa per l'uomo, che è una cooperativa di Montebelluna, che accoglierà 3 di queste persone che appunto lasceranno il dormitorio comunale nei primi di maggio, quindi ci sarà questa possibilità di riutilizzare quella ex scuola come sede elettorale, come si è fatto negli anni scorsi. A Lampedusa però gli sbarchi continuano senza sosta e l'emergenza per la Marca potrebbe ripresentarsi. Abbiamo valutato che, visti gli sbarchi che stanno continuando ad avvenire, molto probabilmente ci saranno altre richieste in futuro. Per ora non abbiamo precise risposte su questo, però è probabile che succeda ancora. Ma far fronte ad altri arrivi sarebbe un problema, una difficoltà, quella del territorio che la prefettura intenderebbe far presente al Ministero.